Amici, buongiorno, ore 17 puntuali, siamo qua con voi. Tutto bene? Io spero che naturalmente tutti siate tranquilli nelle vostre case, non vi muoviate, non avete nelle vostre famiglie persone che hanno delle patologie particolari e che abbiano purtroppo la positività a questo coronavirus. Ce lo auguriamo tutti di cuore. Che dire, oggi facciamo una puntata come ieri in diretta. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato ieri, sono stati molti, tutti quelli che ci hanno anche segnalato la loro simpatia e la loro gratitudine. Questo fa piacere perché abbiamo detto, lo stiamo facendo in maniera casalinga qua a casa. Ringrazio naturalmente gli amici di Radio Diva e di Made in Polesi, i miei collaboratori, però cerchiamo di fare il possibile per fare anche un servizio pubblico interessante ed importante. Che dire, oggi volevo cambiare un po' il registro, nel senso che invece di parlare solamente di numeri in negativo proviamo a parlare un po' di ottimismo, perché altrimenti secondo me, se non cominciamo a parlare in positivo, pensare che da questo problema ne veniamo fuori quanto prima e nel migliore dei modi, effettivamente non ne veniamo fuori veramente. Quindi, pensando positivo, oggi intervisteremo un bel po' di artisti polesani, musicisti. Tra l'altro il mio paese, che è Taglio di Po, è città della musica, ma non solo Taglio di Po, abbiamo amici di Portoviro, di Portotolle, eccetera, che fanno della professione musicale il loro veramente la loro professione base. E quindi le intervisteremo, vedremo alcuni filmati, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente ci collegheremo anche con il sindaco di Taglio di Po, Francesco Siviero, che ogni giorno puntuale alle ore 13 fa il suo comunicato stampa. Guardiamo un po' i numeri. Qua siamo sulla Repubblica di oggi, quindi i numeri, i malati ora crescono dell'8%, ma si va verso le 7.000 vittime. Ecco, però al di là di quella prima immagine che può essere scioccante, una delle cose che gli statistici ci stanno sottolineando è che è importante che la curva, una volta arrivata al picco, cominci a scendere in questo grafico tipo collina, e vediamo che effettivamente c'è questa tendenza ad abbassarsi. Avevo chiesto a un amico matematico che è specializzato in statistica se mi poteva dare qualche delucidazione. Mi ha detto che nei prossimi giorni farà un tracciato e secondo le sue previsioni ci dirà più o meno quando, sempre in linea teorica e sempre dal punto di vista matematico, quando secondo lui potrebbe essere che il picco si abbassa in maniera significativa. Quindi Alberto Mantovani, che è un immunologo, siamo sulla strada giusta, ma la guardia resti alta e il virus è sconosciuto. Ecco. Adesso guardiamo anche quest'altra slide, i tamponi e le variabili dei test positivi. I tamponi, tra il 20 e il 22% di questi test fino ad ora ha rilevato una positività. Il loro numero è piuttosto variabile a livello nazionale e negli ultimi 8 giorni è diminuito. Il picco, nessuno è ancora in grado di dire quando arriverà. Subito dopo si osserverà per giorni un calo quotidiano del numero assoluto delle persone contagiate. Incremento, i casi continuano a crescere ogni giorno, ma si osserva l'aumento percentuale e si nota che 6 giorni fa era poco sotto al 15% e negli ultimi 2 si è stabilizzato all'8%. Io penso che questo, in questo momento di grande pessimismo, è una buona notizia. Poi noi sappiamo che nel blocco delle aziende che devono chiudere, tante aziende, praticamente possono essere aperte solo le aziende di alimentari o perlomeno di prima necessità, però c'è tutto un mondo di aziende che in questo momento stanno soffrendo. Nei giornali, in particolar modo, visto che oggi prendiamo di riferimento la Repubblica, c'è questo avviso a pagamento di una serie di aziende che appunto chiedono 5 proposte per salvare il paese. La prima è la sospensione immediata di tutti i versamenti fiscali e contributivi in scadenza a partire dal mese di marzo. Attivazione di misure straordinarie e linee di credito specifiche per la liquidità delle imprese, nonché forme di finanziamento dirette e indirette per agevolare le stesse nei pagamenti relativi a import e export. Adozione di misure specifiche di
decontribuzione e di riduzione degli impatti fiscali, moratoria di 6 mesi dal marzo a settembre 2020 per tutte le obbligazioni di pagamento gravanti sugli imprenditori appartenenti alle categorie merceologiche più penalizzate, con adeguate coperture di garanzie statali. L'ultima e fondamentale cosa che vi chiediamo, appunto questo gruppo di imprenditori che hanno fatto questo avviso di pagamento su tutte le testate nazionali, dobbiamo agire con massima sollecitudine e correggere il tiro in corso d'opera. Agire come fa un vero sistema che si integra, si corazza e si aiuta, solidali e capaci di far sì che con un enorme sforzo da parte di tutti la nostra economia si rimetta in moto rapidamente ed efficacemente. Arriviamo tutti dalla stessa parte e mettiamo le imprese maggiormente colpite nelle condizioni di sopravvivere. Tutti i settori in crisi devono essere sostenuti per poter superare la fase d'emergenza e tornare a creare valore, sviluppo e occupazione nel Paese. Come non sottolineare e dar ragione a queste proposte appunto per salvare il Paese. Speriamo che arrivi ai nostri governanti, diciamo che anche i governanti sono in prima linea e sono sotto stress in questo momento, e vediamo se riescono a dare le risposte più importanti che le aziende, i cittadini, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sanitario, hanno bisogno. Abbiamo parlato di una giornata che vogliamo fare un po' alleggerirlo un pochino. Oggi cos'è? È un giorno particolare perché questa signora qua, Mina, compie esattamente 80 anni. 80 anni, è una delle cantanti più famose nel mondo, sicuramente. Renzo Albera la definisce la cantante nera bianca più grande del mondo. Effettivamente abbiamo visto uno speciale l'altro giorno in TV e la ragazza ci sa fare. Per far questo, per celebrare questo, io ho chiamato una mia amica che tutti, chi segue i social oppure che ha WhatsApp, conosce, perché è Giusy Bovolenta, che ci fa una canzone dalla sua cameretta di Mina, e ringraziamo Giusy, che naturalmente sentiamo per telefono adesso. Beccata al volo Giusy Bovolenta, la nostra cantante di riferimento, che tra l'altro che ha fatto una genialata, nel senso, non so se avete visto sui vari Facebook, WhatsApp eccetera, è diventata virale la sua canzone della donna senza parrucchiere. Ciao Giusy, la domanda di rito: come stai? Diciamo che sto bene, dai, ce la caviamo. Ecco, abbiamo pensato oggi di fare uno speciale ottimismo, nel senso che effettivamente tutte le notizie fino ad oggi sono state negative, però pensiamo positivo. Tu che sei un artista, una cantante, persona solare, anche tu hai voglia di un po' di ottimismo in più. La positività ci deve sempre essere, soprattutto in noi semi-artisti, diciamo. No, tu se sei un artista. Quello siamo morti. Tu sei un artista al 100%, infatti ti ho chiesto proprio stamattina se riuscivi a farmi uno speciale Mina, visto che oggi Mina compie 80 anni e so che mi posso affidare di te. Ma guarda, ci ho provato, so che ci sono tante altre cantanti più brave di me, però insomma ci provo, faccio un po' di tutto, ecco. Va bene, poi dopo lo mettiamo subito dopo questa telefonata. Giusy, noi ti ringraziamo, tra l'altro poi faremo vedere anche il coro Miscellaneous, so che tu fai parte o facevi parte. Grazie, fantastico. Va grazie. bene, poi dopo, perché oggi facciamo uno speciale, a parte il speciale coronavirus, ma soprattutto dal punto di vista artistico e anche ottimistico. E io ti ringrazio. E io ringrazio te, sempre disponibile, quindi brava Giusy Bovolenta, la cantante che il mondo ci invidia, e ci fa piacere annoverarla tra le nostre amiche. Ciao, grazie. E ricordate, Giusy Bovolenta per chi non sia contenta. Grandissima. Ciao Giusy, buona giornata. Ciao, ciao, altrettanto, ciao. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo
Grazie Giusy, come al solito simpaticissima, bravissima. Noi ti vogliamo vedere sui palchi di tutta Italia quest'estate. Siamo convinti che il lavoro riprenderà alla grande per tutti gli amici del settore artistico. Naturalmente adesso ci colleghiamo con l'amministrazione comunale di Taglio di Po, dove il sindaco Francesco Siviero farà appunto il suo comunicato delle ore, cioè noi l'abbiamo ripreso, registrato, il comunicato che ogni giorno alle 13 appunto mette in onda su Facebook e su altri social. Buongiorno cari concittadini, ci troviamo qua oggi per il nostro consueto appuntamento quotidiano in merito all'emergenza coronavirus. Oggi abbiamo iniziato, o meglio la Protezione Civile ha iniziato la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Veneto tramite Grafica Veneta. Le mascherine sono quelle che vi ho fatto vedere quando siamo nell'appuntamento di ieri. Sono delle mascherine in tessuto o non tessuto. La Protezione Civile le sta distribuendo porta a porta, quindi famiglia per famiglia, non mettendo nella cassetta da posta per evitare disguidi, furti, quindi passerà prima l'automezzo della Protezione Civile con un messaggio che annuncerà l'inizio della distribuzione per ogni singola via, dopodiché il personale della Protezione Civile, i volontari, suoneranno i campanelli e faranno una distribuzione puntuale porta a porta. Insieme alla mascherina vi verrà fornito anche un piccolo vademecum in cui sono le indicazioni basilari del mantenere a distanza di 1 metro, i numeri utili da chiamare del comune e in più c'è scritto anche che la mascherina non deve essere considerata un presidio medico, mira ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, è strettamente personale e non è in alcun modo consentito un uso promiscuo neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare, non è lavabile ed è disinfettabile spruzzando una soluzione di alcol etilico al 70% e acqua al 30%. Sul fatto che non è lavabile siamo ancora in attesa di indicazioni più precise su questo punto, che stanno ancora testando il materiale. La distribuzione è iniziata in maniera omogenea sia nel centro di Taglio di Po che anche nelle frazioni di Mazzorno e nella zona marina. Quindi abbiamo iniziato con 3 squadre che stanno distribuendo capillarmente in tutto il territorio comunale di Taglio di Po, in base però sempre agli arrivi che la regione ci invia. Ieri sono arrivate oltre 2050, avevamo altre 300 mascherine che sono già in distribuzione e altre tante dovrebbero arrivare nella giornata di oggi. Una delle cose positive che ci sono in questi giorni, come avete sentito tutti quanti, è un lieve calo dei contagi, dei nuovi contagi, il che fa ben sperare. Anche insomma, il fatto che l'AS abbia deciso di approntare un proprio laboratorio sanitario in ospedale di 300 per appunto processare tutti i tamponi realizzati nella provincia di Rovigo in modo da poter dare una risposta più completa, omogenea, magari iniziando dagli operatori più esposti fino ad arrivare magari anche a tutti i cittadini. Per quanto riguarda il nuovo decreto, le regole che avete visto riguardano le industrie, quindi tutto quello che era previsto aperto già col decreto dell'11 marzo rimane aperto, quindi chi come le ferramenta, attività alimentari rimane aperto con le regole, con le chiusure della domenica e quant'altro, però continua come era previsto prima, sempre con la persona per famiglia che può fare la spesa, sono le solite regole che ci siamo già dati con i provvedimenti precedenti. La persona colpita che è risultato positivo da coronavirus l'abbiamo sentita e sta bene, quindi facciamo ancora un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione e quindi insomma anche questo è un dato che ci fa ben sperare per il nostro comune e soprattutto per la nostra provincia e anche per l'Italia. Finalmente sembra stiamo arrivando nella fase discendente dell'aumento dei contagi e quindi insomma un po' di positività almeno in questo periodo. Anche per vedere insomma che tutti gli sforzi che stiamo facendo in questi giorni siano almeno utili a quello che è combattere questa nuova sfida che abbiamo davanti. Grazie a tutti i cittadini, perché comunque con le regole che tutti quanti stiamo mettendo in campo veramente stanno dando dei risultati e riusciremo a superare quello che è questo immenso problema che è il coronavirus. Grazie a tutti e ci vediamo domani. Grazie Sindaco, sempre puntuale, preciso.
anche il sindaco, abbiamo notato, nonostante la sua, come si dice, la responsabilità da primo cittadino, ha avuto un pensiero positivo. Tra i pensieri positivi, ieri abbiamo avuto la telefonata di Ondina, un'amica di Adria. Lei e il suo compagno Enrico erano in casa preoccupati per una tosse persistente, una febbre altissima e che non riuscivano ad avere le dovute cure. Oggi c'è un comunicato di Enrico che purtroppo, o perlomeno può essere più tranquillo che stare a casa, è stato ricoverato ed è sotto ossigeno. E da parte nostra tutti gli auguri possibili per Enrico e per tutti quelli che in questo momento qua stanno soffrendo. Allora andiamo sempre sul settore musicale, Taglio di Po e Città Musicale. Tra i grandi artisti abbiamo un personaggio che si chiama Alessio Trappella, è uno dei bassisti più bravi in assoluto d'Italia, lo sottolineo. E ha fatto tournée importanti con artisti importanti. In questo momento qua è voce solista delle Orme, ma non solo, partecipa a tantissimi gruppi. E che fare? Dobbiamo chiamarlo, gli telefoniamo e sentiamo cosa ci dice dal suo punto di vista musicale. Naturalmente poi dopo faremo vedere una sua performance musicale. Al telefono Alessio Trappella. Alessio Trappella, per chi non lo conoscesse, è un grandissimo amico, però musicista, polistrumentista, bassista, tra l'altro in questo momento qua anche frontman delle Orme, e lo salutiamo e gli chiediamo la domanda di rito. Ciao Alessio, come va? Ciao Leandro, bene, dai. Allora, tutto bene, tutto bene nonostante insomma, vabbè, questo periodo insomma così. Per fortuna tutto a posto. In questo momento, anche ieri abbiamo intervistato un po' di artisti, Sergio Ricci tra gli altri, e parlavamo che uno dei settori più in crisi in questo momento qua è il settore dello spettacolo. Però mi ero prefissato oggi di fare una trasmissione sull'ottimismo. Che sì. Ottimismo vedi in questo momento tu? Punto di domanda. Beh, più che altro vedo un ottimismo per quello che sarà dopo. Appunto. Perché anche in questo momento, se vogliamo, c'è un punto positivo. Il punto positivo è che ognuno di noi, parlo degli artisti, insomma, può fare un po' meditare, fra virgolette, un po' fare mente locale su quello che ha fatto in passato, su quello che vuole fare, preparare tante cose. Quindi diciamo che può prendere questo momento come un momento personale di introspezione, ecco, diciamo così. Sto andando un po' troppo sul... No, bravo. Ecco, quindi se guardiamo proprio ad oggi, questo è quello che è la roba positiva che vedo. Poi se invece pensavi di più a una cosa riguardo proprio il fatto degli spettacoli, sicuramente quando si riprenderà, diciamo, ad esibirsi dal vivo, ci sarà sicuramente qualche cambiamento, dai. Ecco, però magari ci sarà la voglia anche della gente di muoversi, di vedere, sì, quindi, questo sicuramente. Forse potrebbe essere un stop and go. Speriamo. Almeno per i primi tempi, sicuramente quando si ritornerà, anche se sarà, penso io, insomma, una cosa graduale, però sicuramente appena si ritornerà appunto ai concerti, come dici tu, ci sarà un bel boom di spettacoli e una bella partecipazione da parte di tutti. Guarda, ti faccio l'ultima domanda, poi dopo metto un filmato che ho scaricato da YouTube di uno dei tuoi gruppi, e questa qua è la domanda. Tu sei un polistrumentista, partecipi, collabori con tanti gruppi, primo fra tutti probabilmente le Orme, mi ricordo che sì, eri anche certo. Musicista con i New Trolls. Qual è il gruppo che più ti sta a cuore? Bella di tutti domanda. Quelli che fai? Guarda, mi prendi in un momento un po' particolare, nel senso che ovviamente ho sempre piacere di suonare con tutti i gruppi e lo faccio volentieri e con tutti a tutti sono affezionato, però proprio in questo periodo sto per preparare un disco mio. Ah, bravo, caspita, questo non lo sapevo. No, non lo sa nessuno, non sono uno che sbandiera, sono uno molto riservato, lo sai. No, sto preparando il mio disco, quindi se mi fai questa domanda ad oggi ti dico, ma adesso sto pensando un po' a me stesso, quindi non è che gli altri gruppi li defilo o non,
non sono più nei miei pensieri, diciamo, e quindi non posso dirti se è un gruppo preferito, perché adesso mi sto dedicando a me stesso, quindi sarei un po', insomma, presuntuoso, ma sono io il mio preferito adesso, nel senso che grandissimo. No, sto dedicando un po' di energie, ecco, a questa cosa, e quindi mi svincolo anche dal fatto di dire un gruppo piuttosto di un altro. Ho trovato la risposta giusta. Grande Alessio, io ti ringrazio, naturalmente pensiamo tutti in positivo. Tra l'altro dopo farò vedere anche un video che abbiamo fatto alcuni anni fa ad Adria con gli Anadreba, che so che è un tuo gruppo, anche questo certo. Sei affezionato comunque a loro. Beh sì, assolutamente, tanti anni che suoniamo assieme. Sì. Ti ringrazio, ciao Alessio, buona giornata. Grazie a te, ciao Leandro, ciao, a presto. Grazie Alessio, grazie, molto bravo, veramente straordinario come musicista e come tanti musicisti italiani e polesani sono straordinari. Uno per tutti, ricordo l'amico Matteo Toso, che è stato chitarrista di Alexia, è un grande insegnante, suona coi Timo Da. L'abbiamo provato a contattarlo per registrare o per sentire una telefonata, ma purtroppo non riusciamo a beccarlo per telefono. Domani ve lo facciamo sentire e vedere. Ci ha rilasciato una telefonata l'altro giorno il sindaco Pizzoli Roberto di Portotolle, che adesso andiamo a risentire. Allora abbiamo il piacere di avere al telefono il sindaco di Portotolle Roberto Pizzoli. Buonasera sindaco, come va? Buonasera Leandro, naturalmente il piacere è tutto mio, un po' stanchi perché sono 7 giorni su 7, orari che sai benissimo che si è impegnati ormai H24 e con tutto il mio staff, la Polizia Locale, Protezione Civile, Forze dell'Ordine, insomma una grande collaborazione, di questo mi rende orgoglioso sicuramente. Decisamente l'abbiamo detto, abbiamo sottolineato anche con gli altri sindaci, voi siete in prima linea. Tra l'altro volevo chiederle, c'è sinergia? Mi viene da ridere perché ho appena letto la prima pagina del Gazzettino dove il governo smentiva quanto ha fatto Zaia. Quindi c'è sinergia tra potere centrale, tra il governo, tra la regione e voi?
la filiera istituzionale devo dire che ogni tanto è un po' inceppata, diciamo la verità, perché comunque insomma già da settimane l'iniziativa della regione su un ambito, il governo che poi prendeva a sé determinati compiti, il DPCM che esce la domenica sera, Zaia che fa un'altra cosa, diciamo che c'è effettivamente proprio una linearità non completa sulla questione. Dopo capisco che naturalmente soprattutto i governatori di Emilia Romagna e Lombardia e Veneto, che avendo comunque una casistica così elevata e una preoccupazione così alta, capisco che ci sia le buone intenzioni comunque da parte di tutti di cercare di limitare il più possibile quello che è il contagio, che in questo momento qua veramente è in una situazione veramente drammatica, direi. Sì, mi sono dimenticato all'inizio di fare la domanda più importante. Ci sono casi di positività nel suo comune? Guarda, noi abbiamo 2 casi di contagio e li ho proprio sentiti, ho sentito le famiglie, anche un contagiato direttamente oggi, perché comunque abbiamo un rapporto telefonico costante e fortunatamente sono 2 situazioni, una messa bene, diciamo in isolamento domiciliare, non ha quasi più febbre, quindi bene, una persona un po' più anziana che è in ospedale però non in terapia intensiva e che comunque sta discretamente, diciamo bene è un'altra cosa, però discretamente rispetto ad altre situazioni, insomma sappiamo benissimo che in provincia di Rovigo fino a questo momento incrociamo le dita, tocchiamo quello che dobbiamo toccare, fortunatamente diciamo siamo a livelli anche rispetto ad altri direi buoni, insomma. Ecco, pensa anche lei che il valore aggiunto del nostro territorio, che è un territorio non così di alta densità industriale, possa averci aiutato, riscontrando che in Cina e in Lombardia sono tra le zone più popolate e popolose per quanto riguarda le aziende industriali. Possiamo... Direi anche forse la densità proprio di abitazione, sai, più che il discorso legato esclusivamente a una questione industriale, probabilmente anche il fatto della densità di popolazione, quindi tanti paesi staccati e non a densità abitativa così alta probabilmente ha ridotto il contagio diretto, perché comunque insomma anche Porto Tolle ha quasi 10.000 abitanti, però sparsi in un territorio vastissimo e con insomma diverse frazioni, probabilmente non è una linea di contatto così diretta come hanno magari in certe città o in certi comuni molto più popolosi. Ecco, i suoi cittadini sono disciplinati, stanno seguendo oppure sono abbastanza indisciplinati? Allora, la buona parte, devo dire, si sta tenendo comunque alle regole, poi c'è una parte che insomma bisogna un po' richiamare. Paradossalmente ti dirò che forse anche i più anziani faticano un po' di più a capire qual è la situazione, nonostante ho fatto mandare volantini casa per casa, protezione civile in giro con l'altoparlante, cioè con un'attenzione molto diciamo presente e assidua praticamente tutti i giorni, però ti dirò che a volte fanno fatica perché probabilmente non si rendono neanche conto del rischio effettivo, forse non avendo questo contagio elevato qua, forse lo sentono un po' distante forse, diciamo così. Perfetto, Sindaco, io la ringrazio, so che era in riunione, ci ha dato i 5 minuti e è stato gentilissimo. No, volevo sottolineare, come sottolineiamo con tutti i sindaci che abbiamo rapporti e ci confrontiamo e sentiamo, che voi siete in prima linea ed è il presidio più importante. A proposito dei presidi, le famose mascherine sono arrivate? Le mascherine ci hanno proprio detto oggi che ne sono arrivata una parte alla protezione civile provinciale che le distribuirà, quindi domani probabilmente riusciremo, penso domani, dopodomani, nei primi giorni della settimana ad avere buona parte o comunque il primo lotto poi da distribuire alla popolazione. Chiaro che non si aspettino la gente numeri esorbitanti e stiamo cercando di provvedere anche noi direttamente, anche proprio per i volontari, per la polizia locale, penso anche a quelli che hanno le attività, dopodiché io lo ripeto sempre a tutti che le buone prassi e quindi la distanza del metro, il lavarsi le mani eccetera aiutano di più anche della mascherina, insomma se
nei casi specifici, ecco, insomma, non è che bisogna girare per forza. Io per esempio non l'ho ancora usata, però non è che si deve correre, ecco, non abbiamo questo panico, questa fobia, cerchiamo di utilizzare al meglio quello che abbiamo, e dove non c'è, di utilizzare la buona prassi, che ripeto è sempre la cosa migliore, compreso che è molto importante lavarsi le mani in maniera accurata, cosa che spesso e volentieri forse sembra una cavolata, no? Sembra una cosa magari detta così, ma effettivamente aiuta tantissimo, perché è comunque un trasporto di microbi molto importante. Sindaco, la ringraziamo, la lasciamo al suo lavoro, complimenti ancora e auguri a tutti noi polesani e a tutti i suoi concittadini. Grazie ancora. Grazie a voi, un abbraccio a tutti, a presto, buona serata. Grazie Sindaco, grazie a tutti i sindaci d'Italia. In questo momento qua, l'abbiamo detto da questi giorni migliaia di volte, sono quelli più in prima linea. Ricordiamo che perlomeno nei comuni di Taglio di Po e di Portoviro, almeno dalle notizie che abbiamo, stanno consegnando gli amici della protezione civile le mascherine donate da quell'impresa, di quella stamperia di Padova, e donate alla Regione Veneto. Andiamo avanti con la musica, andiamo avanti con gli amici musicali. Adesso chi chiamo? Ma chiamo un amico con il quale ho suonato moltissime volte, è un polistrumentista, è un amico che veramente è generoso, bravo, anche lui suona con tanti gruppi, in particolar modo in questo momento qua c'ha un gruppo che si chiama Brand Jazz, bravissimi, è un 3 o 4 artisti che suonano, e naturalmente adesso lo sentiamo per telefono, il mio amico grandissimo e straordinario bassista anche lui, Fausto Fusetti. Al telefono Fausto Fusetti, che è uno dei componenti della Brand Jazz, che dopo faremo vedere appunto in filmato, e anche a Fausto, grande amico, la domanda di rito. Ciao Fausto, come va? Ciao grande, sei sempre mitico, sì, va che siamo in casa, sono 19 giorni che sono chiuso in casa e praticamente io forse mi annoio meno degli altri, perché essendo musicista mi metto a suonare, scrivo canzoni e così me la passo via, insomma, ecco. Ecco, per chi non lo sapesse, lui a parte che come altri amici che oggi sentiremo è un polistrumentista, diciamo che il suo strumento base è il basso, ma suona il pianoforte, fa piano bar, eccetera eccetera, quindi Fausto sei un musicista a 360 gradi e qualcosa di più. Grazie. Faremo ascoltare appunto Brand Jazz, che è la band che siete in 3/4 elementi, diciamo un genere abbastanza, a me piace moltissimo, però particolare. Avete avuto riscontro prima di questa crisi e secondo te si riprenderà dopo la crisi? Per me sì, perché la gente, allora noi quando siamo partiti in sordina, però una volta che ci hanno ascoltato abbiamo iniziato ad avere dei bei consensi. Oltretutto anche quest'estate avevamo una bella stagione da fare, tutte le settimane a suonare in giro, quindi eravamo messi bene. Però adesso ci hanno cancellato le date e purtroppo questa situazione ha cancellato tutti gli spettacoli pubblici, quindi siamo a casa. Però prevedo che una volta che è finita questa situazione si ritorna alla grande, perché la gente ha voglia di uscire e voglia di divertirsi, e ascoltare, ballare, sentire musica, e si ritornerà per me a livello musicale meglio di prima. Grandissimo Fausto, guarda, io oggi volevo appunto fare una diretta sulle ali dell'ottimismo e tu mi hai dato lo spunto, mi fa piacere che tu la pensi come me, e naturalmente viva la musica, salutami tutti gli altri componenti della Brand Jazz e tutti i musicisti. E ti saluto, sei sempre un grande amico, un grande musicista, spero quanto prima di suonare ancora con te. Ciao ciao. Tranquillo, ciao a tutti. Vi aspetto più avanti nelle nostre serate, insomma, che facciamo. Grazie a tutti, ciao grande, ciao.
Ritornati in studio, grazie a Fausto Fusetti, la Brand Jazz, bravi, molto bravi, dal vivo poi veramente sono straordinari. Allora, ritorniamo ancora sull'emergenza coronavirus, visto che il focus del nostro programma è questo, e lo guardiamo anche qua da una prospettiva particolare. La prospettiva particolare sono gli anziani. Riprendo spunto da un articolo del Corriere della Sera di ieri, che per me un pochino significativo da questo punto di vista. Anziani, i messaggi di cordoglio affidati alle pagine dei giornali e il dolore nei paesi dove tutti si conoscevano. C'è un male oscuro che imperversa senza pietà. Io ho sottolineato qua, per esempio, affetti, memorie, se ne sta andando una generazione. Il dolore. Eravamo sposati da 64 anni, come si fa a rinunciare a un abbraccio, a una messa? La piccola grande Italia si ritrova orfana di vite e di storie. Con il coronavirus una generazione di anziani se ne va, muta, silenziosa, senza ritocchi di campane. È mancato l'affetto dei suoi cari, si legge nella formula di rito delle pagine in fondo ai quotidiani. Ciao Lido, non avrei mai pensato di salutarti così, scrivono i familiari di Luigi Mazzocchi, per esempio. È morto da solo all'ospedale di Cremona il fratello, da solo pettinato un po'. Quando il carro funebre è passato davanti alla fabbrica dei suoi dipendenti, è stato concesso un saluto virtuale. Le statistiche è impietosa per gli anziani. A Gruppello Cheiroli i coniugi Carini, lui di 82-84 anni, se ne sono andati senza un saluto, divisi anche nel ricovero al reparto malattie infettive di Pavia. La figlia, isolata nella sua casa, ha dettato semplicemente un necrologio alle province paevesi. Mario Cristalli, classe 1917, a Piacenza, ha lasciato un vuoto. Era l'ultimo deportato dal lager, il testimone degli orrori della guerra. Nonostante l'età, mai mancato un'elezione, mai scritto su Libertà. Hanno scritto su Libertà, il quotidiano che ha dovuto aumentare la follazione per dar spazio ai necrologi. Che dire? Questa è una delle parti più dolorose e nonostante vogliamo in questa puntata pensare in positivo, effettivamente chi in questo momento ha perso un suo caro, che non lo può accompagnare al cimitero, non può fare una messa come quelle celebrative, anche perché far vedere a noi quando succede a noi congiunti quanto la gente voleva bene al tuo parente che ci ha lasciato. Quindi questa qua è una delle parti più tristi in assoluto del coronavirus. Quindi andiamo a qualcosa un po' più di allegro. È difficile poi cambiare e passare da questa cosa. Io tra l'altro oggi sono abbastanza colpito perché 21 anni fa moriva mio papà Umberto Maggi, e scusate se lo ricordo in questo momento, in questo frangente. Abbiamo chiamato l'amico Zagato, che è il PR del gruppo Miscellaneous,
e anche a lui sentiamo e dedichiamo questa parte della nostra diretta. Al telefono Maurizio Zagato, PR, lo definisco così, del gruppo Miscellaneous, che è un gruppo coristico bello, importante, che sta facendo anche delle tournée importanti, l'abbiamo visto anche in TV nazionali. E come sempre la domanda di rito: ciao Maurizio, come va? Per fortuna tutto bene, ciao Leandro, spero anche voi amici e compaesani. Ecco, io ho guardato un pochino di cose che sono vostre sul web, su YouTube, su Facebook, eccetera. Effettivamente siete un ensemble che ha dei numeri importanti. Da quando è nato questo gruppo? Allora, il gruppo ha fatto 10 anni l'anno scorso, proprio verso fine anno abbiamo fatto, sì, 10 anni, perché io ne faccio parte da 7 qualcosa. Ecco, tu sei anche un cantante single, cioè single no, probabilmente anche single, o sbaglio? O sei... Sì, ho fatto qualcosa singolarmente, ho partecipato anche a dei musical e lì ho cominciato un po' con il canto corale e dopo sono entrato nel Miscellaneous quasi per caso, in occasione dell'ordinazione sacerdotale di mio figlio Don Massimo. Tuo figlio è sacerdote o frate? No, lui è un sacerdote salesiano ed è attualmente direttore all'Opera Salesiana in San Donà di Piave. Ah, questo mi fa piacere, lo salutiamo se magari ci ascolta. No, volevo appunto chiederti, visto che tu sei un cantante che piace cantare, com'è difficile per un cantante individualista come tutti i cantanti cantare in coro? Bisogna aver pazienza, predisporsi, perché è naturale che uno entra in un coro e pensa alla voce principale del solista e quindi gli viene sempre da cantare la parte principale della canzone, quindi sì. Entrare, suddividersi in sezioni. Abbiamo fatto addirittura una volta un brano dei Pink Floyd a 6 voci, quindi per capire un po' anche la difficoltà. Diciamo che noi siamo le sezioni nostre sono soprani, contralti, poi gli uomini a volte facciamo assieme e a volte ci dividiamo in tenori e bassi. Perfetto, guarda, adesso mettiamo un filmato che abbiamo ricavato da YouTube, ti ringraziamo, naturalmente salutiamo tutti i tuoi coristi, visto che tu ti definisci il PR del gruppo. Sì, perché la cosa che spiace più di tutti è tutte le date che sono saltate, perché ma questo, guarda, per fortuna... Sì. No, dicevo che questo è un problema di tutti i musicisti, gli artisti che stiamo intervistando, e purtroppo è uno dei settori più messo in crisi in questo momento. Peccato, perché avevamo proprio altre apparizioni TV, un gemellaggio a Riva del Garda, un concerto in carcere a Rovigo, un concerto a Porto Tolle domani a Rovigo i primi di aprile. A Riva del Garda a fine mese, quindi erano tutti concentrati. Peccato, abbiamo fatto tempo a fare l'ultimo concerto al Teatro Ferrini di Adria il 22 febbraio e il giorno dopo hanno bloccato tutto quanto. Vabbè, quindi visto che oggi parliamo di ottimismo, io sono convinto che recupererete tutte le date e ce ne saranno ancora di migliori. Secondo me arriverete anche dov'è, a New York, al Metropolitan? No, per adesso dovevamo andare e combinare la data in Germania, in Baviera, per un gemellaggio, ma anche questo probabilmente salterà, vedremo in autunno. No, sottolineo che questo è vero, non è che sia una buttata, la mia su New York era una buttata, ma sì, in Baviera Germania era vero. Maurizio, noi ti ringraziamo, adesso mettiamo un filmato. Grazie Leandro. È sempre un piacere sentirti e come sempre auguri a te e al tuo gruppo. Ciao ciao. Ottimismo. Bravo. Ciao, grazie. Ciao. So tired, but you can see.
ancora in diretta, ancora qua diciamo dalla mia abitazione, ma però ufficialmente da Made in Polesine e Radio Diva. Che dire, siamo quasi arrivati alla fine della puntata, della giornata, quindi io volevo farvi sentire un altro bel protagonista che è il mio amico Gildo Turolla. Perché tra l'altro Gildo Turolla ha creato assieme ad altri, però diciamo che è stato forse il Deus Ex Machina più incisivo, il Festival internazionale dell'Ocarina. Vi faccio vedere un po' di immagini di questo festival forse l'anno scorso, 2 anni fa. Adesso ve lo faccio vedere. Alla seconda edizione dell'Ocarina Delta Festival cercheremo in pochi minuti di far capire agli amici di Made in Polesine l'importanza di questa manifestazione. Presente anche da Taiwan, Tai Cha, accompagnato da Lin Chai, aspettando stasera l'intervento di Satoshi Ozawa che ci terrà con l'Ocarina. Quindi l'Oriente è presente qui nel Delta del Po e per noi è un grande vanto. Ecco, questo era appunto il Festival dell'Ocarina. Naturalmente adesso sentiamo al telefono l'amico Gildo Turolla. Al telefono Gildo Turolla, grande musicista, grande amico, e anche a Gildo, come a tutti i nostri amici che sentiamo per telefono, la domanda di diritto. Ciao Gildo, come va? Grazie, ciao Leandro, soprattutto per il grande che non merito, però insomma dai, grande amico ci sta. Va bene, a livello di salute stiamo bene, chiaramente siamo un po' come tutto il resto del paese isolati in casa per motivo di prevenzione, quindi ci sta, se questo potrà servire per tutti, insomma, ecco. C'è un'immagine tua che stai suonando l'Ocarina, poi dopo ne parliamo al volo, però io volevo naturalmente parlare di questa scuola di musica Eureka che è già attiva da un po' di anni, però da poco tempo è nella nuova sede. E quando riprenderà, cosa proporrai ai tuoi allievi? Chiaramente noi abbiamo sospeso le attività in presenza a causa del coronavirus, e dopo pochi mesi dall'inaugurazione della nuova sede, che ci ha dato tanta energia in più per fare molte cose, chiaramente gli incontri così in presenza, quindi con tante persone, per un po' non so quali saranno gli sviluppi, se sarà ancora possibile a breve farlo. Noi stiamo preparando i saggi di fine corso di quest'anno, solo che era per giugno, probabilmente potremo spostarli un po' avanti, e questo non sarà per forza negativo, potrebbe essere che coincidono con la fiera, per esempio, del paese, o con altri eventi di programmazione nel territorio, quindi insomma magari da cosa negativa che non diventi una cosa anche positiva, il prolungarsi, insomma concluderemo un po' più avanti, ecco, questa è l'intenzione. Nel frattempo abbiamo già organizzato delle lezioni online, perché molti insegnanti hanno la possibilità di farlo e lo stanno facendo già con buoni risultati, anche perché il 90% degli alunni ha aderito a questa cosa, quindi in un video, in uno schermo, certo non c'è il contatto umano, però ci sono tutti i consigli dell'insegnante che in videoconferenza continua a fare lezione stando a casa. Perfetto, bellissima idea, grande complimenti. Adesso ti faccio un'ultima domanda. Puoi scegliere che ti metto un video con un trio, te, Milena e Roman, oppure con le ocarine? Quale vuoi? Oddio, è una scelta difficilissima, perché sono due cose che mi stanno molto a cuore. Effettivamente le ocarine in questo momento hanno bisogno di visualizzazioni, perché abbiamo appena fatto un CD nuovo, eravamo pronti a programmare una serata per presentarlo con il quintetto di ocarine e pianoforte, non abbiamo avuto il tempo di farlo a causa appunto di questo stop,
però ce l'abbiamo pronto, è già stampato, ce l'ho in casa, non vedo l'ora di poterlo distribuire ai concerti, e nel frattempo magari lo caricherò online. Se tu mi fai questa cosa, lo promuovi già prima. Si chiama Notte da Gira, il D, è fatto con il gruppo di Locarine, insomma, dei miei amici ocanisti. Perfetto, la linea va e viene, poi tra l'altro abbiamo anche problemi di connessione con l'antenna sull'acquedotto a Taglio di Po. Allora Gildo, io ti ringrazio, facciamo così, oggi metto le ocarine e domani metto il trio, va bene? Questo è fantastico, se possibile così è ottimo, non facciamo torto a nessuno, alla musica mai. Ciao Gildo, è sempre un piacere sentirti. Grazie a te. Lunga vita alla musica. Mio. Puntata finita, vi ringraziamo veramente di averci ascoltato, anche oggi un sacco di persone che hanno visualizzato, poi dopo metteremo le varie interviste a pillola sul sito Made in Polesine Live. E che dire, è stato veramente un piacere stare qua, l'abbiam detto, partito come un appuntamento anche per scacciare un po' la noia, invece sta diventando per me un impegno e mi piace veramente farlo, spero che a voi altrettanto piaccia. Da Leandro Maggi, da tutti gli amici che si seguono, che dire, ne verremo fuori sicuramente, cerchiamo di farlo quanto prima, come sempre consigliamo a tutti di stare in casa, di muoverci solamente per emergenze o per andare appunto ad acquistare qualcosa anche per mangiare, e è sempre un piacere stare con voi. Ciao a tutti!